variante XE nel veneziano, i primi 2 casi riscontrati in Italia, è stata sequenziata in un bimbo e in un giovane adulto, entrambi stanno bene. Dopo il CDM, via libera del Ministero della Salute, la 4ª dose del vaccino anti-Covid previsto per over 80 ospiti delle RSA fragili tra 60 e 79 anni non servirà a chi ha contratto il virus dopo la 3ª dose. Hanno percepito il reddito di cittadinanza senza averne diritto 100 denunciati tra Chioggia e Jesolo, imprenditori, ristoratori e stranieri. Sempre più scintille tra Lega e Fratelli d'Italia in regione, l'ultimo scontro sul leghista trevigiano Marzio Favero sembra più vicino al PD che al Carroccio, attacca Speranzon, ritiri queste parole, risponde Villanova. Atleti veneti, ucraini e russi avrebbero dovuto affrontarsi domenica nell'evento organizzato dal CONI Veneto a Padova, tutto annullato, il marito di un atleta chiamato alle armi. La protesta nazionale dei precari della ricerca passa anche per lo IOV, camici appesi alle finestre per chiedere un contratto stabile. Oggi le procuratie vecchie hanno riaperto al pubblico una giornata storica per Venezia che ha visto la presenza di 3 ministri per un taglio del nastro. Nozze in arrivo per Federica Pellegrini, che ha annunciato che il suo matrimonio con Matteo Giunta si celebrerà a fine agosto a Venezia. La nuova variante è arrivata, buonasera, ben ritrovati TG Veneto. Andiamo subito a Venezia per le ultime novità che riguardano il coronavirus. È stata identificata nel Veneto, nel laboratorio di microbiologia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, una nuova variante del Covid, finora non sequenziata in nessun'altra regione d'Italia. È la mutazione XI, già diffusa in Inghilterra, dove per gli scienziati sembra essere il 10% più trasmissibile di Omicron 2. Che è composta dalla testa della Omicron 1 e dalla coda, diciamo così per dire, della Omicron 2. Cioè porta le caratteristiche della proteina S della Omicron 2. La mutazione XI è stata riscontrata in 2 pazienti. L'abbiamo riscontrato in un pediatrico, quindi in età non elegibile per la vaccinazione, e un giovane adulto che aveva subito un ciclo vaccinale completo. I 2 pazienti adesso sono sotto osservazione, stanno bene. Il pediatrico sostanzialmente ha risolto la situazione e si è negativizzato in 48 ore, il giovane adulto è in via di clearance totale del virus con sintomatologia lieve e moderata. Ora bisognerà cercare di capire che grado di diffusione potrà avere questa nuova variante. Sostanzialmente rispetto alla Omicron 2 non sembra cambiare, ovviamente i casi sono modesti, quindi non possiamo fare una previsione se aumenta la capacità diffusiva. In questa settimana stiamo conducendo un'ulteriore sorveglianza per verificare se sono stati solo 2 casi isolati oppure se questa variante sta in qualche modo prendendo piede anche rispetto alla Omicron 2. Per i ricercatori del laboratorio di microbiologia i pazienti non fanno parte di uno stesso focolaio. No, perché sono 2 casi non correlati tra di loro, indipendenti e anche avvenuti in momenti diversi. Lo zooprofilattico delle Venezie ha segnalato il caso all'Istituto Superiore di Sanità del virus non identificato nel resto d'Italia. Gli scienziati ora sperano, essendo presente la proteina spike di Omicron 2, che i vaccini la blocchino in alta percentuale per quanto riguarda la malattia grave e il decesso, ma in forma minore sul fronte dell'infezione. Dopo il pronunciamento di EMA e dell'ACDC, via libera alla 4ª dose per i più fragili è prevista per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle RSA e per coloro i quali siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni. Al momento, fa sapere il Ministero, l'indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo. Siamo alla cronaca, non avevano diritto al reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza tra Jesolo e Chioggia ha scoperto oltre 100 furbetti. Non avevano diritto al reddito di cittadinanza, oltre 100 i denunciati tra Chioggia e Jesolo. I furbetti che pensavano di farla franca sono imprenditori, ristoratori e stranieri.
I finanzieri della compagnia di Chioggia, spulciando fra le carte di oltre 4.000 persone che il reddito lo percepiscono, hanno individuato 86 soggetti che avrebbero ottenuto illecitamente somme non dovute per un ammontare totale di 928.000 euro. In particolare, 24 di loro avrebbero omesso di comunicare all'INPS informazioni relative alla propria posizione lavorativa e reddituale, dichiarando di non lavorare pur essendo titolari di partite IVA. Singolare è il caso di un imprenditore che non avrebbe comunicato di essere rappresentante di ben 4 società dislocate sul territorio nazionale e di un ristoratore dichiaratosi non abbiente pur avendo incassato oltre 60.000 euro di ricavi in un solo anno. In ben 62 casi i titolari del reddito non risiedevano in Italia da almeno 10 anni, requisito essenziale per poterne godere, come nel caso di una cittadina rumena che percepiva indebitamente il sussidio anche se risiedeva stabilmente in Romania dal 2019. 23 persone sono state individuate dalle fiamme gialle della tenenza di Jesolo, anche in questo caso per la maggior parte stranieri non residenti in Italia da almeno 10 anni e spesso proprietari di immobili. Il caso più eclatante è un carcerato che continuava a godere della particolare misura di sostegno. Ora l'INPS, tempestivamente avvisata, procederà alla revoca dei contributi e il recupero di quelli già erogati dal 2019. Tutti i furbetti individuati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Venezia. Siamo alla politica, settimana incandescente in Consiglio regionale, soprattutto la battaglia tra alleati. In questo caso lo scontro si sta consumando anche sul ruolo del leghista Marzio Favero. L'alleanza è compatta. Ecco, l'unico punto che voglio fare è sul fatto che non accetto attacchi personali nei confronti dei miei consiglieri. Oggi ho letto un attacco personale nei confronti di un mio consigliere, di Marzio Favero. Spero che insomma l'amico Speranzon, capogruppo di Fratelli d'Italia, ritratti un po' quello che è stato detto per definire una persona come Marzio Favero una quinta colonna della sinistra all'interno della Lega è qualcosa che non posso accettare, come non accetto gli attacchi personali nei confronti dei miei consiglieri né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione, ma soprattutto da parte di quelli che sono i nostri alleati. Questo il risultato di una settimana ad alta tensione tra alleati in Consiglio regionale del Veneto, complici alcune mozioni che hanno toccato temi sensibili come lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Di fronte al documento presentato dall'opposizione, i meloniani hanno parlato di un tema che viene agitato quando manca poco alle elezioni, prima ricordando che al governo ci sono PD e Lega, poi uscendo dall'aula. Abbandono che il leghista Marzio Favero ha bollato come ingiustificabile. Evidentemente il tema è ancora spinoso per Fratelli d'Italia. Le parole del filosofo ed ex sindaco di Montebelluna: apriti cielo. Ho grande stima per l'uomo, dal punto di vista intellettuale riconosco che è una persona estremamente capace, mi è anche umanamente simpatico. Dal punto di vista politico mi sembra davvero che delle volte sia più vicino al PD che al centrodestra, quindi questa è una mia constatazione, suffragata dal fatto che non a caso ha formato anche un intergruppo insieme al capogruppo Dem Possamai. L'istituzione dell'intergruppo è rivendicata dallo stesso Carroccio, che rilancia. Mi spiace vedere che all'interno di questo intergruppo l'unico gruppo che non ho rappresentato è proprio quello di Fratelli d'Italia su un tema che riguarda l'autonomia, quindi sinceramente io penso che Marzio Favero, essendo anche un intellettuale che ha approfondito molto il tema autonomia e federalismo, ha fatto bene a fare questo intergruppo. Negli ultimi giorni fibrillazioni si sono registrate anche su una seconda mozione presentata da Fratelli d'Italia, quella sulla discriminazione vaccinale dei bambini a scuola, mentre un'altra sull'abolizione del Green Pass e sempre dei meloniani potrebbe non essere presentata ufficialmente per motivi di calendario, vista l'imminente fine delle restrizioni al 1° maggio. Sappiamo che ci sono delle sensibilità diverse ed è anche giusto che queste sensibilità possano convivere all'interno di una coalizione. Teniamo conto che non siamo tutti lo stesso partito, siamo una coalizione. Sensibilità differenti, quindi per Speranzone certamente il clima elettorale in vista del 12 giugno con 86 comuni veneti al voto non aiuta. Diciamo che il periodo in cui sono arrivate fa un po' pensare, però guardiamo avanti, guardiamo a quello che interessa ai veneti e cerchiamo di lavorare per loro.
Arriverà in Italia un bambino ammalato di 3 anni e mezzo proveniente dall'Ucraina, accompagnato dalla giovane mamma e dalla sorellina, destinato ad essere curato in Veneto. L'annuncio è del governatore Zaia riguardo l'arrivo di un altro piccolo ammalato e destinato ad essere curato presso le strutture ospedaliere pediatriche dell'azienda ospedaliera di Padova. Il bimbo, afferma Zaia, arriverà trasportato in Italia da un aereo mobile della Guardia di Finanza con a bordo 8 pazienti destinati a vari ospedali italiani. Tra questi una donna di 48 anni sarà trasportata per essere curata all'ospedale di Rovigo. E mentre le società sportive di tutto il Veneto stanno accogliendo tanti profughi, li stanno anche facendo allenare, la partita per la pace organizzata dal CONI per domenica è stata annullata. Il marito della coordinatrice, allenatrice delle ragazze che sono ospiti a Oderzo ha avuto il marito chiamato al fronte ieri e non si è più sentita di partecipare a questo avvenimento. L'abbiamo sospeso, non annullato ma sospeso, in attesa che gli avvenimenti ci aiutino. Una partita per la pace domenica mattina ore 9 agli impianti di Carasi a Padova, un evento che avrebbe visto affrontarsi in amichevoli di pallavolo, ginnastica e calcio a 5 atleti veneti ucraini ospitati da diverse società sportive e russi residenti in Veneto e iscritti regolarmente alle società sportive. Ma l'evento è stato sospeso, voleva riunire delegazioni, il sentimento comune, quello dei valori dello sport, ma questa mattina la notizia. La realtà è che gli avvenimenti vanno anche oltre quello che noi auspichiamo, desideriamo. Chiaramente i ragazzi sono qui, le ragazze sono qui, qua, molte sono ragazze, li stiamo aiutando in tutti i modi, ma la loro mente è dall'altra parte. Società sportive e istituzioni che hanno accolto oltre alle 16 atlete ospitate ad Oderzo, 11 ginnaste sono a Padova, 13 atleti a Bussolengo, l'Asiago Calcio ha accolto calciatori ucraini e così l'Hockey Asiago. A San Martino di Lupari la pallacanestro femminile ha aperto le porte alle colleghe del volley, mentre la Dinamo di Feltre sta ospitando diversi giovani calciatori. Dal punto di vista dei tesseramenti, delle assicurazioni, delle visite mediche sono state tutte favorite e tutti i ragazzi sono già inseriti fattivamente e organizzativamente nelle realtà che li ospitano, giocano, si divertono e in qualche modo hanno una parentesi di pace all'interno della tragedia che hanno a casa. Economia e lavoro, la CISL si interroga sul futuro delle aziende termomeccaniche che solo in Veneto vedono occupati almeno 20.000 lavoratori. Parte dal Veneto, meglio dal Bassanese, il dibattito dei sindacalisti CISL sul futuro termomeccanico. I cambiamenti climatici, le recenti attività collegate alla decarbonizzazione per la salvaguardia del pianeta e gli obiettivi per la diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera vedono in atto profondi mutamenti anche nei metodi di alimentazione dei prodotti per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti domestici, industriali e commerciali. Per questo i sindacati si stanno muovendo per garantire la stabilità occupazionale e la tutela del mondo del lavoro in questo settore che occupa in Italia 40.000 lavoratori, di cui 20.000 solo nella nostra regione. Il termomeccanico colpisce in pieno 6 regioni del nostro paese. Noi abbiamo sviluppato un coordinamento per fare una sinergia, raccogliere le esperienze e studiare insieme una strategia per poter dare risposte ai cambiamenti che arriveranno e non lasciare indietro nessuno dei lavoratori coinvolti. Il nostro ruolo è essere le sentinelle nelle nostre aziende, dove al cambiamento che arriva sappiamo che abbiamo rappresentati quindi i lavoratori a cui dobbiamo dare risposte. Ci sono forti necessità dal punto di vista formativo, forti necessità anche dall'accompagnamento dei lavoratori attraverso ammortizzatori sociali, per cui noi chiediamo un fondo per le transizioni ad hoc. I prodotti cambiano, ci sono delle forme di alimentazione di energia che andranno a mutare e noi dobbiamo interrogare principalmente le imprese, ma in particolare chi gestisce le forme di alimentazione, quindi la politica, rispetto a quali sono le azioni che verranno messe in atto perché ci sia appunto il mantenimento dell'occupazione e inizialmente lo sviluppo del settore. La protesta nazionale dei precari della ricerca passa anche per lo IOV, le immagini shock dei camici appesi alle finestre per chiedere un contratto stabile.
Camicie appesi alle finestre dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto di via Gattamelata a Padova. Una protesta nazionale dei ricercatori precari che chiedono la stabilizzazione. Allo IOV sono una 60 i lavoratori coinvolti, 18 i ricercatori, 45 i lavoratori a supporto della ricerca. A questi se ne aggiungono un'altra 50 che operano nell'Istituto Zooprofilattico con sede a Legnaro. La figura del ricercatore in sanità è una figura nuova che è stata instaurata nella legge del 2017 e siamo entrati come ricercatore supporto alla ricerca nel contratto della piramide, che è un contratto che conoscono in pochissimi. Ad oggi questo contratto è un contratto quinquennale con rinnovo per altri 5 anni, ma non è chiaro alla fine di questi 10 anni che fine faranno i lavoratori della ricerca. Quindi noi oggi chiediamo un ruolo centrale, quello della ricerca, che però non è tutelato da un contratto adeguato. Quello in atto adesso, che prevede 5 anni di assunzione con un possibile rinnovo per altri 5, crea solo incertezza che inevitabilmente ricade anche sui cittadini. Funzione Pubblica, CGIL, è tra le promotrici della stabilizzazione di queste figure e di un contratto vero e forte che li possa tutelare, sia per quanto riguarda la produttività, perché a oggi non abbiamo ancora la distribuzione della produttività da 2 anni e mezzo della loro assunzione col contratto della ricerca, non abbiamo premialità, non abbiamo possibilità in questo contratto ancora di andare a vedere una contrattazione di secondo livello. Andiamo in pubblicità tra poco. TG Veneto, ben ritrovati. Oggi le procuratie vecchie riaprono al pubblico dopo 500 anni. Vi facciamo vedere le immagini. Una giornata storica questa per Venezia. Dopo un restauro durato 5 anni sono state inaugurate oggi le procuratie vecchie qui in piazza San Marco. Il complesso, pensate, sarà visitabile dal pubblico per la prima volta nei suoi 500 anni di storia. Un evento cui hanno preso parte i ministri Franceschini, Brunetta e Garavaglia, oltre al governatore Zaia, il sindaco Brugnaro e varie autorità. Un esempio di sostenibilità. Adesso Venezia si candida a essere la capitale della sostenibilità, anche del turismo sostenibile. E allora che cosa è questa sostenibilità? Noi abbiamo un patrimonio in Italia che è immenso, basta guardarsi intorno, è immenso, e un patrimonio così tu devi fare in modo che non si consumi o possibilmente farlo crescere, e è l'esempio che abbiamo visto qui, una valorizzazione del patrimonio e poi farlo rendere. Far rendere il patrimonio, per quanto riguarda poi il turismo, venendo al mio settore specifico, significa anche distribuire meglio i flussi turistici. Un progetto divenuto realtà, ha detto Philippe Donnet, CEO di Generali, che ha deciso di reinstarsi nel centro storico. In questo edificio c'erano spazi inutilizzati e in pessima condizione. Valorizzarlo era una priorità, ha concluso. Mentre il governo si sta impegnando anche su un altro fronte. Noi abbiamo contestualmente a questo intervento alcuni giorni fa deliberato 4 milioni per le procuratie nuove, per i cortili delle procuratie nuove, un altro intervento su Piazza San Marco che si incrocia con le risorse che mette il comune, che vedono tutti lì. Davvero è un incrocio di competenze che si è realizzato. Io spero che oltre ai finanziamenti si approfitti di questo bel restauro, fatto ovviamente nel rispetto del lavoro di chi lo ha realizzato da subito, quindi 500 anni fa, che si approfitti di questo restauro perché diventi un modello replicabile dove c'è il rispetto per il passato ma si guarda anche al futuro. Il 13 aprile sarà il primo giorno di apertura al pubblico, mentre il 9, 10 e l'11 sono state organizzate 3 giornate ad accesso gratuito per i veneziani già sold out. L'evento è stata anche l'occasione per il sindaco Brugnaro di lanciare un messaggio al governo in merito ai rimborsi per i danni subiti dall'acqua alta. Chiedo al governo anche se può ricordarsi dei rimborsi per gli oltre 30.000 euro. No, va bene, voi ridete. Noi abbiamo dato conto di tutti questi soldi, abbiamo erogati tutti, però era sempre sotto certe cifre. Per le altre ci vorrà un provvedimento del governo perché è come una calamità naturale. Lo dico perché ci sono persone che hanno perso tutto, gelaterie, in tutti i piani terra, perché qui quando c'è acqua grande, anche qua per le persone che magari non se lo ricordano, poi dice, ti viene in mente, dice sì, è acqua salata, butti via tutto. Un motore che va
sotto acqua su un'acqua normale, dolce, per cui se volete prendere nota di questa cosa ci sarebbe anche questo piccolo puntino con la mano, ma è piccola roba. A Padova ora con gli interporti di tutta Italia riuniti nel nuovo centro congressi che ha così il suo battesimo ufficiale. 24 interporti di tutta Italia uniti in rete, l'ultimo quello di Civitavecchia e la richiesta al governo di cambiare le leggi e renderle più snelle e adatte al mercato dei nostri giorni. E i 24 presidenti si sono ritrovati in presenza dopo 2 anni di riunioni a distanza, inaugurando di fatto il nuovo centro congressi di Padova, un gioiello nel suo genere. Noi siamo l'esempio della rete, una legge del 90 ha creato e pensato una rete degli interporti che adesso necessita di essere svecchiata, innovata, migliorata, ma ha saputo essere, diciamo, lo scheletro del sistema logistico del nostro paese. Quindi è stata un'intuizione importante. Noi oggi da qui chiediamo la riforma di quella legge perché necessita ovviamente di migliorie, soprattutto da un punto di vista fiscale. E l'Interporto di Padova, che l'anno prossimo compie 50 anni, è il più grande del Veneto. Il sindaco ne è stato presidente per 9 anni. Una società pubblica, che è tutta pubblica, che però è gestita talmente bene che aumenta il fatturato FAUTE. Per cui non è vero che il pubblico non funziona. Il pubblico funziona se è gestito bene, è molto diverso. I soci sono Camera di Commercio, Comune e Provincia. Non è escluso che questa società possa andare anche in borsa, perché è talmente buona come aspetto anche ritorno investimento, non è detto. La rete degli interporti italiani è capace anche di facilitare lo scambio nord-sud e le politiche di sviluppo. Padova è centrale in questo scenario. Assieme anche agli altri interporti facciamo quello che è il sistema al servizio dell'economia e in collaborazione con gli altri interporti nazionali facciamo quello che è la spina dorsale dell'intermodalità e della logistica. Le scelte per il futuro devono tenere conto di questo. Ecco spiegata la presenza del ministro Giovannini, collegato con il maxi schermo del centro congressi, 140 metri quadri di superficie, un gioiello della tecnologia. Quanto ai costi dell'energia, per fare un esempio, l'Interporto di Padova 10 anni fa ha realizzato oltre 200.000 metri quadrati di pannelli solari con produzione di 1 megawatt, il 25% rimesso in rete perché non utilizzato e altri 40.000 metri quadri di pannelli sono pronti ad accendersi. Forti raffiche di vento e temporali in pianura e sulle zone montane e pedemontane. Le previsioni per le prossime ore hanno spinto il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale a emettere un avviso di stato di attenzione tra le 12 e la mezzanotte di domani. Dunque attenzione, allerta per vento molto forte. Nozze in vista per Federica Pellegrini, che ha annunciato che il suo matrimonio si celebrerà a Venezia a fine agosto. La Pellegrini, ospite per la prima volta in TV insieme al compagno Matteo Giunta, sarà domenica 10 aprile a Verissimo. Proprio ai microfoni di Mediaset l'ex campionessa del nuoto ha svelato in esclusiva il periodo scelto per celebrare le nozze. Ci sposeremo verso fine agosto, lo faremo nella mia città d'origine. Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto, non vediamo l'ora che succeda, vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme. Con questa bella notizia allora noi ci fermiamo, le previsioni del tempo e dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Bentrovati al meteo. Weekend delle Palme con il transito di un fronte nord atlantico provocherà venti in rinforzo e qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata di sabato 9 aprile sarà caratterizzata da un tempo instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso, salvo per la presenza di tratti soleggiati al mattino. Possibili precipitazioni poi nel pomeriggio, dapprima sulle zone centro-settentrionali della regione, in estensione con il passare delle ore. Temporali in cessazione entro sera. Quota neve in calo a 1100-1300 metri sulle Dolomiti, a 1500 metri sulle Prealpi. Venti moderati da sud-ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 1 e 8 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 22 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo da nuvoloso a coperto con qualche pioggia che potrebbe essere anche intensa. Al mattino sulla costa soffierà vento sostenuto da sud. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime sui 14-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui prevale il bel tempo, sarà infatti più asciutto con ampie schiarite soleggiate. Temperature minime intorno ai 4-5 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.